La torre di Villa Morosini. Costeggiando l'argine padovano dell'Adige, provenienti da Boara Pisani o da Vescovana Barbona, in prossimità del ponte di Lusia già si scorge la torre con i suoi 22 metri di altezza. Attraversato il fiume Adige e appena scesi dall'argine, presso il centro abitato si trova la torre Morosini, quel che resta di un'antica villa omonima semidistrutta dai bombardamenti alleati il 20 aprile 1945. La villa era sorta per volontà della famiglia veneziana dei Morosini all'inizio del XVII secolo, trasformando il castello medievale costruito dagli Estensi nell'XI secolo. Il corpo centrale della residenza di villeggiatura aveva due facciate, una rivolta a nord verso il fiume e l'approdo e un'altra a mezzogiorno verso il cortile interno, circondato da mura, i cui angoli erano sovrastati da due colombare, forse trasformazione di precedenti torri. Se n'è salvata una, successivamente trasformata in abitazione. Ai lati della facciata della villa, sulla parte tramontana, si ergevano due torri. È rimasta solo quella a nord-est, che stiamo osservando. La torre, in muratura, è costituita da 3 piani. Ogni piano ha 3 vani, di cui uno occupato da una scala a chiocciola di 128 gradini, mentre le altre 2 stanze hanno soffitti a volta. La torre, leggermente pendente, termina con una merlatura ghibellina, forse posteriore. I fianchi e le finestre presentano delle bugnature decorative e sono ancora visibili sulla parete ovest le giunzioni della torre con la villa, mentre sulla parete a mezzogiorno con un annesso rustico. La torre fu abitata fino al 1983 ed è stata restaurata di recente. Come si può vedere nella foto d'epoca, dopo il bombardamento la villa avrebbe potuto essere ricostruita, ma con pochi mezzi e risorse economiche e scarsa sensibilità storico-artistica, gli amministratori comunali del tempo non lo ritennero conveniente. La villa restò proprietà di Loredana Morosini Gatterburg fino alla sua morte. Nel 1889 fu venduta alla famiglia Oliva. Nel 1935 fu acquistata dal comune di Lusia, che la adattò a sede municipale e scuole elementari. Nel 1942, nei locali dell'edificio, ci fu il primo tentativo di creare un mercato all'ingrosso di prodotti orticoli.